tasto di accensione è decisamente più piacevole al tatto. Per piacevole al tatto si intende che è molto più facile azionarlo. Ehi nonno, rieccoci qua. Come hai brillantemente dedotto, questo è il giorno dopo e stiamo guidando. La giornata è parecchio nuvolosa. Però Amy, no, stai lì. No. Quindi voglio vedere anche come si comporta, sentire l'audio quando parlo da dietro, ma soprattutto mi interessa anche sentire l'audio mentre guido, no? Se sa distinguere bene le parole dal rumore del motore della strada. In più anche vedere come mi contrasta, come mi mette a fuoco avendo una fonte di luce a fianco, ossia essendo in controluce. Ritornando al discorso del recupero, no? dei filmati, delle scene, degli attimi, no? Praticamente quando tu termini una clip vedi un countdown che inizia a salire e arriva fino a 15. Dopodiché tu avvii la registrazione, poi la ristoppi e quando la ristoppi riparte da 0 fino a 15, che è quel buffer, diciamo, di registrazione di cui avevamo parlato inizialmente. In anyway, credo che l'audio sia pessimo come sempre. Ho provato il quick shot, che sarebbe l'accensione tramite il pulsantino di scatto, per vedere quanto tempo. Mi sembra un po' più veloce, 3 secondi e mezzo circa contro i 4-5 della GoPro 8 Black, quindi mi sembra un buon risultato. Ora stiamo riprendendo con l'obiettivo in modalità lineare, mentre prima eravamo con la modalità larga. Bene ragazzi, non ci dilunghiamo oltre. Quello che volevo fare era farti vedere come configurare e utilizzare la GoPro. Per quanto riguarda la qualità dei video, l'hai visto nelle situazioni più difficili, ossia con bassa luce all'interno di stanze chiuse tipo camper e in giornate nuvolose alla guida. Sì. Pertanto, se sei interessato a vedere come continua a funzionare sta GoPro, segui il canale, iscriviti, metti la campanella, tutte quelle monate là e ci vediamo alla prossima. Ciao belli! Non capisco se l'ha fatto quella ragazza lì che vedi nel cartellone, l'ha fatta la Silvia Pasquali, che è una mia amica fotografa estremamente brava. Bisogna che tiro fuori lo screenshot e le faccio vedere. Ah sì, buongiorno Italia, me ne ero dimenticato. Ora sono curioso di provare in camminata la stabilizzazione Hypersmooth 3 attivata al massimo con l'allineamento all'orizzonte. Era l'ultima prova che volevo fare. Interessante vedere anche come si comporta di notte questa nuova Pro. Che te ne pare? Bene ragazzo, spero di aver esaudito tutte le tue richieste di informazioni e ti saluto alla prossima. Eccolo.